È un Natale amaro quello appena trascorso ad Abano, dove i cittadini, invece di trovare un regalo sotto l'albero, si sono visti sottrarre una preziosa apparecchiatura donata e posizionata pochi mesi fa. È stato infatti rubato da una delle colonnine un defibrillatore. L'apparecchio collocato in piazza Caduti di fronte al municipio di Abano era il frutto di un progetto portato avanti dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Terme Euganee per la prevenzione cardiaca nei comuni dell'area termale. La colonnina interessata dal furto era regolarmente allacciata alla corrente elettrica ed era dotata di allarme acustico, allarme che non ha dissuaso il malfattore. Un analogo episodio si era verificato con il furto di un defibrillatore in pieno centro a Padova, poi conclusosi con il ritrovamento dello stesso. Ora sul caso indagano le forze dell'ordine, anche basandosi sulle registrazioni effettuate dalle telecamere della zona, nella speranza di riportare quanto prima il defibrillatore al suo posto originario. Fisherman Channel News, Abano Terme.